Una partita che vale un campionato, un play-out con gara secca tra Castrum Favara e Licata per decretare chi delle due squadre, purtroppo entrambe agrigentine, resteranno a far parte del campionato nazionale di Serie D Girone I. Una gara che conclude un campionato che è andato avanti tra alti e bassi, ma che comunque ha emozionato, ha fatto sperare, sorridere e a volte anche disperare i tifosi del Favara. Mister, domani un appuntamento importante. Sicuramente sì, buongiorno a tutti, credo che sia la partita. Abbiamo fatto un campionato fino a un mese e mezzo fa strepitoso, poi ci siamo trovati in questa situazione, ci siamo calati nell'ultimo periodo coscienti che ce la vogliamo giocare fino all'ultimo istante. Abbiamo questa opportunità, l'opportunità di salvare una stagione. Questi ragazzi, questa società non merita di andare in eccellenza, faremo di tutto per mantenere questo titolo. Abbiamo trovato compattezza dell'ambiente, abbiamo trovato grande sostegno della società, adesso tocca a noi salvaguardare questo patrimonio della città. È stata una settimana naturalmente intensa, ricca, per certi versi anche vissuta con un po' di tensione. Ma sicuramente sì, si sa l'importanza di questa partita, dobbiamo arrivare con molto equilibrio, perché certe volte la troppa tensione, l'ansia ti porta a non muovere le gambe. Invece noi dobbiamo essere equilibrati, sapendo l'importanza, sapendo che ci giochiamo tutti i sacrifici di un anno, e faremo di tutto. Sono molto ma molto convinto che porteremo a casa questo titolo che la città e noi stessi meritiamo. Che avversario troveremo domani? Ma un avversario esperto, un avversario ben allenato. La differenza la farà l'episodio, e l'episodio noi dobbiamo fare di tutto di portarlo a nostro favore, perché sapendo a partita secca l'episodio può variare l'andamento di una gara. Abbiamo visto durante il corso della settimana la mobilitazione della tifoseria organizzata e non della società, che invoglia tutti gli sportivi a riempire il Broccoleri. Sì, l'ho detto prima, stiamo trovando grande sostegno, perché si capisce l'importanza di questa partita, l'abbiamo capito tutti, e l'ambiente si è stretto alla squadra, perché poi alla fine è la squadra che scende in campo con lo staff e noi dobbiamo fare di tutto per ripagarli con un risultato importante. Tutti naturalmente sono pronti, disponibili a lottare, a giocare e a vincere. Avrai la migliore formazione? Ma all'inizio sempre con i se con i ma il calcio non si fa, ci sono sempre buone intenzioni, poi è la gara che ti dice se hai sbagliato o no, però credo che non si sta tirando indietro nessuno, sanno l'importanza della gara, tutti vogliono dare il proprio contributo, perché è dal 24 luglio che siamo qui a sudare e sarebbe il coronamento di un lavoro per me importante con dei ragazzi che sicuramente si ritaglieranno uno spazio importante in questa categoria e oltre. Direttore, una partita, una stagione. Assolutamente sì, ci giochiamo tutto il lavoro che è stato fatto. Un lavoro che tra alti e bassi ci ha portato a un campionato con sorrisi, a un campionato con tristezze, però a portare avanti il nome di Favara. Ma io credo che quello che abbiamo fatto è stato importante, ripeto, gli episodi non sono stati favorevoli. Non lo so, io penso che di aver fatto, lo staff, la società, insieme a tutti i giocatori, si è fatto il massimo, e poi il ritorno non ha dato quello che effettivamente pensavamo, bastava qualcosa in più e eravamo fuori da questa situazione, perché i ragazzi se lo meritano, questi sono giocatori.
È stato detto fin dall'inizio, Castrum Favara non aveva grilli per la testa, aveva soltanto l'intenzione di salvarsi, magari un po' prima e non arrivare ai play-out, però domani è la partita del campionato, la partita della salvezza, tutto pronto, società, giocatori, staff tecnico e anche pubblico. Sì, si era parlato sempre dall'inizio molto chiari, il compito che avevo era di costruire una squadra di prospettiva, una squadra per mantenere la categoria in un modo o nell'altro, e anche con un budget rispetto alle altre società molto ridotto, e credo che questi giocatori invece hanno dimostrato di avere delle quotazioni importanti per l'anno prossimo. Ora dipende tutto da loro, perché sanno che la salvezza ti può proiettare in un campionato diverso rispetto a quello di quest'anno, ma lo meritano, come lo merita il mister, che ha fatto un grande lavoro. Quindi per me è importante stare tutti uniti, come ha dimostrato questa settimana la società, grande concentrazione e soprattutto ponderatezza. Noi dobbiamo andare a prenderci e rimanere in questo titolo perché ce lo meritiamo.